Al nostro spazio di Hotcorn, Loris, come stai? Tutto bene, dai. Come sta andando questa Venezia un po' turbolenta, un po'... Ma un po' segnata dalla pioggia, quello la rende un po' scomoda, però è pieno di attività. Ieri abbiamo avuto la nostra prima proiezione, il che ci ha resi molto impegnati, ma felici. Tu come lo vivi l'impegno della prima, della presentazione di un film? Perché c'è chi lo vive come un... No, cioè io ho finito il montaggio, per me il film è finito, invece c'è chi la promozione poi la vive come il vero momento in cui il film... Tu in quale categoria ti... No, dici bene, forse più in questa seconda, nel senso che la buona parte del film è vero che la si fa dallo sviluppo alla post-produzione, ma in realtà mi viene da dire che prende vita davvero quando lo si propone al pubblico, e seguire la presentazione in un festival così importante è un impegno grosso anche per noi registi, e quindi mi piace poi seguirla in prima persona, quindi Fai parte essere... Sì. di quel mondo lì. Senti, una cosa vicina, hai scelto una narrazione che fonde, diciamo, animazione, archivio, fiction. Allora ti chiedo proprio dove nasce questa scelta, se è una scelta prettamente stilistica o anche emotiva, un modo per proteggersi, insomma. Ma allora, forse è un insieme di tutte queste cose. Di base sono una persona molto curiosa e che nel fare delle cose poi si annoia a ripetere la stessa cosa. Quindi cerco anche di fare a volte dei film variegati, ma in realtà di rispondere alle esigenze del progetto specifico. Quindi lasciare anche libertà al progetto di respirare in fase di produzione, quindi anche di lasciarmi stupire a volte dalla possibilità di inserire un'animazione laddove non l'avevo prevista, o un archivio in più rispetto a quello che era previsto in sceneggiatura. E questo approccio ibrido che cerco di avere più o meno sempre per questo progetto in particolare è stato anche un modo per filtrare delle cose e renderli sostenibili e accessibili per lo spettatore. Mi ha colpito molto una cosa che hai scritto nelle note di regia, perché hai detto che il film nasce dalla voglia di raccontare quella confusione che caratterizza, diciamo, una vita trascorsa tra dubbi sul proprio passato, che si insinuano poi, no, sotto pelle anche nell'interpretazione che ognuno di noi ha nel mondo. E allora ti chiedo come si fa anche in questo lavoro a sopravvivere e a convivere con un eterno dubbio. Si cercano sempre nuove risposte, ma più che altro nuove domande, perché le risposte alimentano appunto nuovi dubbi, e si iniziano a definire dei confini più o meno sempre più chiari, ma aprendo delle strade, delle possibilità. Con questo film quello che mi interessava non era chiudere il cerchio e dare delle risposte chissà quanto blindate, bloccate, anzi mi interessava uscire anche un po' dalla narrazione a cui ci ha abituato la cronaca o tanta serialità televisiva, e provare a valorizzare le sfumature, i paradossi che ci sono all'interno di questo tipo di storie. Proprio per quello che ti dicevo prima, di questo mix di animazione, fiction, anche archivio, ti chiedo se avevi delle reference particolari prima di girare anche di altri registi magari o reference con cui sei cresciuto magari. Ma il film ha avuto una fase di lavorazione molto lunga, nel corso di diversi anni, il che mi ha permesso anche di indagare reference diverse, nel senso che una volta avevo in mente un film probabilmente molto diverso da quello che poi è stato il mio film finito, che è un film di Wong Bing documentario di 3 ore, in cui, se non di più, in cui intervista la moglie di un uomo deportato nei campi di concentramento, e lui, la cosa che mi interessava molto era il fatto che la camera ha un approccio molto semplice, molto onesto, molto dritto, cioè si limita a inquadrare, a mostrare questa donna nello spazio domestico e a fare in modo che la sua gestualità racconti più delle sue parole. Addirittura c'è un momento finale del film in cui le squilla il telefono e lei è costretta a rompere questa costruzione cinematografica, ma è in quel momento che in realtà ci sta raccontando qualcosa di sé in una maniera molto significativa. Quest'idea di valorizzare il quotidiano è qualcosa che mi piaceva molto, e lo spazio domestico, però poi filtrato anche da molte altre suggestioni. Con l'animazione ho sempre amato il cinema di Simone Massi, e mi piace molto il suo utilizzo del bianco e nero, il fatto che
scomponga in qualche modo l'immagine attraverso l'utilizzo di luci e ombre, ed è qualcosa che cerco di fare anch'io in una maniera un po' diversa. Apprezzo molto tutto il cinema di Harmony Korine e in particolare la ricerca che sta facendo negli ultimi anni anche sul linguaggio legato ai videogames, pur non utilizzando direttamente dei videogames come è di moda fare nell'ultimo periodo, ma arrivando alle strutture alla base dei videogames, alle strutture narrative. Lui le rielabora, le scompone e le porta sullo schermo. Questo è molto interessante. Senti, tutti i festival, Venezia in particolare, un po' sono delle bussole che ci guidano e ci fanno capire un po' cosa ci piace guardare, dove ci piace andare. Io ti chiedo, tu ti stai facendo un'idea sul futuro, sul prossimo anno? Già stai lavorando a qualche progetto? Sei come Ridley Scott che ha 7 progetti contemporaneamente e poi a un certo punto ne parte uno, poi si ferma? Allora, 7 no, però cerco di tenermi impegnato e calendarizzare le uscite in una maniera da non avere buchi in qualche modo. Quindi sto già lavorando al mio prossimo film, di cui ho già una versione della sceneggiatura, che è un po' una rielaborazione di questa storia in una chiave però apertamente di live action classico con attori. E penso già addirittura delle programmazioni di quello che potrà succedere dopo, però ovviamente adesso la priorità c'è la distribuzione di questo film, quindi punteremo ad avere una buona uscita internazionale e vedremo un po' che cosa Allora, in succede. bocca al lupo intanto per questo, però continuo a scrivere sempre perché non Certo. si sa mai, un produttore ti chiede la cosa e dice pronto. Assolutamente no, bisogna essere sempre pronti. Grazie Loris, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi.